Fiorentini Silvia, la figlia del titolare di ristorante Orfea, gestione familiare. Quest'anno sono 44 anni che abbiamo l'attività, partiti dai nonni, i genitori, adesso cerchiamo di portarlo avanti noi figli con molta passione. Il nostro ristorante propone dei piatti sia tipici della Lessinia che un po' fuori regione in realtà e anche fuori Italia, fuori nazione. Dei prodotti tipici come le tripe, sembrodola parmigiana, le lasagnette caserecci, i bigoli, la pasta fatta in casa. Nei secondi piatti le spezzatini di selvaggina o anche il baccalà con la polenta e tutto. Il fuori zona, chiamiamolo così, sono un piatto sicuramente particolare nei primi piatti e i secondi alla griglia abbiamo la carne argentina o comunque carni tutti di selezione estera. Il cuoco qui da noi è mio fratello, in primis Samuele, gestisce la cucina, propone i nuovi piatti, porta avanti un po' la tradizione e un po' la rinnova anche allo stesso momento. Il senso di questo ristorante, come mi piace dire, è che tutte le strade portano a San Francesco. Perché che tu arrivi da Bosco, da Rovereo, da Velo, noi siamo proprio qua in mezzo, nel cuore della Lessinia. I Forni del Gal, Baldo Lessinia, ci hanno aiutato a rinnovare la cucina, su dei frighi nuovi, sulla cappa nuova d'aspirazione che va benissimo e ci aiuta sicuramente a portare avanti anche tutta la gestione più comoda in cucina con delle attrezzature nuove e all'avanguardia, insomma. È andato tutto benissimo, nel senso scorrevole, e anche perché siamo stati seguiti e quindi ci hanno aiutato un po' in tutti i modi. E con il pagamento sono stati molto precisi, ci hanno dato un determinato tempo e hanno concluso perfettamente, direi. Il futuro è sicuramente di portare avanti l'azienda del nonno e del papà insieme a mio fratello con qualità, impegno e passione, dove possiamo proporre sempre cose nuove, aggiornarci e vi aspettiamo a San Francesco e quando passate da una delle strade veniteci a trovare.